È stata denominata Mare Magnum l'operazione condotta dalla Polizia di Stato di Caltanissetta, che ha dato esecuzione a 15 ordinanze di applicazione di misura cautelare, di cui 14 in carcere e una ai domiciliari, emesse dal GIP del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia presso la Procura della Repubblica. Tutti gli indagati sono accusati di aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti, principalmente del tipo hashish, operante tra Palermo, Caltanissetta e la provincia di Agrigento. L'operazione di polizia giudiziaria si è svolta con l'ausilio di unità cinofile di pattuglie del reparto prevenzione crimine e con la collaborazione delle squadre mobili di Palermo e Agrigento. Sono finiti in carcere i nisseni Antonio Capuzzo, Francesco Turco, Michele Cristian Pesce, Andrea Laiacona, Michele Tripisciano, Marco Ventura e i palermitani Francesco Paolo e Giuseppe Ferdico, Gaetano Cagliano, Francesco Lena, Daniele Giallanza, Pietro Lacara e l'agrigentino Francesco Catania e poi Giovan Battista Di Marca di Pietraperzia. Ai domiciliari la moglie di Francesco Paolo Ferdico, Gaetana Gagliano. L'attività investigativa si è svolta in 2 tronconi, il primo tra il 2009 e il 2014 e il secondo nel periodo 2017-2018.